In Veneto ci sono 68 ospedali e 68 rimarranno. Che si voglia chiudere o ridimensionare è una leggenda metropolitana priva di qualsiasi fondamento. Così il governatore Luca Zaia risponde alle critiche delle opposizioni sulla riforma sanitaria in questi giorni in discussione in Consiglio regionale. Io sono presidente del 2010 che sento dire che chiuderò gli ospedali, che taglierò i servizi. La verità è che come oggi siamo a inaugurare invece servizi nuovi e ospedali nuovi. Non lo diciamo noi che abbiamo una sanità all'avanguardia, ma lo dicono a livello nazionale, perché tutte le statistiche dicono che i nostri operatori, i nostri ospedali sono quelli che curano meglio. Abbiamo investito negli anni scorsi, ricorda Zaia, lo abbiamo fatto anche di recente pur a fronte di pesanti tagli orizzontali dello Stato. Continueremo a farlo in futuro anche grazie al fatto che ci siamo tolti di mezzo 1 miliardo e 300 milioni di debiti coi fornitori che si erano accumulati negli anni. Le razionalizzazioni riguardano alcuni aspetti amministrativi che ci permetteranno di ottenere economie di scala, trasferendo risorse sulle cure e sugli acquisti dei macchinari. Noi abbiamo dei punti saldi che sono quelli della provincializzazione di fatto delle ULS, c'è questa proposta con 9 ULS e quindi con 2 ULS in più rispetto al numero delle province. Abbiamo ovviamente la conferma dell'azienda zero, che non è altro che il contenitore che ci permette di fare economia di scala. Invece di avere 21 uffici legali ne avremo uno, invece di avere 21 uffici tecnici ne avremo uno. A me non sembra che queste siano cose che i cittadini non vogliano. È poi da sfatare, conclude il governatore, la voce che si sta mettendo in giro, che l'intero budget della sanità verrebbe alla fine gestito da una persona sola. A me non risulta sia così. La programmazione è in capo alla Regione, e il Consiglio regionale ha le competenze di prima e per quanto riguarda le risorse l'azienda zero utilizzerà quelle risorse che comunque le competono. Pensi solo a una cosa, che le ULS continueranno a gestirsi il loro budget come prima, per cui non capisco quale sia il problema.